Fabrizio Valenza con il professor Marco Cassinis, esperto economista. Ben trovato, professore. Buongiorno Fabrizio e buongiorno ai nostri ascoltatori. E con un ospite in studio, Mario Gasbarrino, manager e consiglio d'amministrazione di Everton e di Cortiglia. Benvenuto. Buongiorno. Allora, professore, intanto accogliamo il nostro ospite L'estate se ne andrà. con un po' di malinconia. Io spiego adesso, ora Sì. La malinconia non ce l'ha, anzi mi sembra molto carico. Questo è un estratto, gli abbiamo fatto una sorpresa, magari ne troveremo altre. Quando ha lasciato Unes, Sì. supermercati, la carica di AD dopo anni, 13 anni forse di... 13 anni e 7 mesi. Ecco, c'è un video molto carino. Come se lo in rete. ricorda bene, come una fidanzata, voglio dire. Certo, quindi questa era la canzone che accompagnava la bella esperienza di Unes, una stagione del ricordo, quindi lo accogliamo in questo modo, ma lo accogliamo anche con una persona che ci racconta qualcosa di lui. Mario Gasbarrini è un innovatore, d'altra parte un manager della GDO laureato in matematica non è cosa da tutti i giorni. Ricordo quando mi presentò anni fa il suo primo U2, tutto sull'Everyday Low Price, una formula usa negli Stati Uniti dove i prezzi sono bassi e costanti e l'offerta nelle varie categorie merceologiche limitate a pochi marchi. Nessuno ci aveva mai provato. Nel tempo la formula si è italianizzata, ma lui, instancabile, lavorava già al viaggiatore goloso. Prima marca, poi temporary, poi negozio. È stato anche il primo ad andare col suo super su Amazon Prime Now, il servizio di consegna grocery del gigante dell'e-commerce. Adesso è in Everton il tè e Cortiglia.it, i tailor del mondo dei freschi di qualità. In sintesi, Mario Gasbarrini è la dimostrazione che l'innovazione non passa dall'età, lui è già nonno, e nemmeno da un garage a Seattle, ma piuttosto da una libertà di pensiero che ognuno di noi può decidere o meno di permettersi, e lui se l'è permessa. No, non è quindi un millennials, Mario Gasbarrino è sicuramente un perennial. Un perennial è bellissimo. Ha riconosciuta la voce? Assolutamente sì. Cristina Lazzati, che ha la carica di direttore responsabile di Markup, GDO Week, insomma, anche lei è un numero uno nella parte giornalistica, soprattutto su queste tematiche, su prodotti, distribuzione, eccetera. Ha fatto una sintesi del nostro ospite meravigliosa e spettacolare. Noi partiamo da lì, quindi diciamo meravigliosa e spettacolare la sintesi, ma è il nostro ospite in questo senso, che direi è molto pregevole, una storia che continua su queste tematiche. Io partirei da subito dal tema Unes e viaggiator goloso. Se ci racconta un attimo cosa è stato questo discorso di Unes che lei ha preso in mano, riorganizzando, ristrutturando, rilanciando, anche con questo discorso della marca poi di Unes con il viaggiator goloso. Mi permetto solo di contestualizzare Unes per gli certo. amici di Genova e della Liguria. È un supermercato. Unes è una marca di supermercati che in Liguria mi pare non sia presente, se non Ad Arquata. Arquata non è neanche Liguria, Arquata, no, però è al confine, diciamo, confine. basso Piemonte, per cui come qua potremmo interpretare Coop, Carrefour, Conad, insomma altre marche che sono invece ben più presenti sul territorio. U2 poi invece è l'esperienza che lei ha inventato. Sì, allora diciamo che Unes ha rappresentato un po' il coronamento di un sogno, nel senso che io sono da 35 anni nel settore. Quando sono entrato 14 anni fa in Unes ho accettato la sfida perché la Unes era un'azienda molto bella, molto conosciuta nel milanese, che aveva 60 anni di storia, quindi un'azienda vecchia, molto conosciuta, che io avevo sempre provato nella vecchia azienda a comprare e non sono mai riuscito. A un certo punto ho avuto la possibilità, mi è stata offerta la possibilità di andare a fare l'amministratore delegato, e quindi ho lasciato la vecchia azienda, molto più grande di questa, per un sogno che apparentemente qualcuno non riusciva a capire, di come io da un'azienda più grande andassi a un'azienda più piccola. Però era il sogno della vita. Ho incontrato anche un imprenditore di cui sono rimasto innamorato e folgorato, che è stato il papà della storia della grande distribuzione, Marco Brunelli. Ho preso questa azienda che fondamentalmente immediata, e dentro ho capito che però l'azienda da dentro era completamente diversa, nel senso che erano 2 anni che stava continuando a perdere e non riusciva a capire cosa stava succedendo. Ma lei è un uomo di matematica e Ha fatto i conti. ha fatto i conti. Fondamentalmente ho avuto un approccio, nel senso, ho cercato di capire il mondo dove andava, perché la cosa importante è capire dove si muove il mondo. Ho capito quali erano i nostri punti di forza e i punti di debolezza. Ho cercato di immaginare il futuro, perché se c'è una cosa che secondo me il futuro lo dice Jeff Bezos, col futuro non si può combattere perché il futuro vince sempre. Certo. E in quel momento ho capito che stavamo entrando in una strada in cui
democratizzazione dei consumi sarebbe entrato anche nel mondo della grande distribuzione. Stavano entrando i discount, la gente aveva paura, era indebolita, cioè non aveva i soldi, però non voleva andare fondamentalmente ad andare a fare la spesa al discount, perché andare al discount, i primi discount di una volta, significava certificare che si era diventati poveri. Ok. E a quel punto lì è nato, questa azione, dell'U2, che è nato in un'azione disruptive, facendosi una domanda stupida, perché molto semplice. Io osservavo come si comportavano i clienti, e i clienti che facevano? Andavano a comprare i prodotti non di marca al discount, magari mettendosi barba e baffa finti per farsi riconoscere, e poi compravano i prodotti di marca nei supermercati in promozione. Io mi sono fatto la domanda dello stupido a 50 anni, nel senso di dire: ma perché non si può avere un posto dove si fanno tutte e due le cose? E quindi l'U2 è nato facendosi una domanda stupida, me la sono fatta a 50 anni. È la domanda del principiante, è la domanda che si fanno nel buddismo, è molto famoso, e alla base di questo io probabilmente mi sarei dato del pirla da solo, scusate, quando ero giovane, perché ci avevano insegnato che i discount dovevano essere brutti, sporchi e cattivi. Io dico non è possibile. E quindi l'U2 è stato un po' il precursore poi dell'evoluzione dei discount che stanno arrivando adesso, perché quelli che stiamo arrivando adesso e che vediamo sono belli, fanno il fresco, fanno i servizi. Io non ho fatto altro che fare quello che aveva già fatto però Ikea, Zara e H&M, quindi l'ho portato solo nell'alimentare. Ha dato un vestito diverso. I risultati sono, guarda, dico molto semplice. In un anno, in un settore nel quale per 13 anni consecutivi le vendite sono andate indietro, io per 13 anni consecutivi le vendite della Unes sono cresciute a parità più del mercato, sono risultato sempre la prima o la seconda o terza azienda in Italia. Con lo stesso numero di punti vendita ho raddoppiato il fatturato da 500 milioni a 1 miliardo, aumentando di conseguenza, ma non era la cosa più importante, anche gli utili, e quindi passando comunque da una quota di mercato dallo 0,5 all'1%. Quindi la Unis è un'azienda che non se la fila nessuno da un punto di vista di numeri. Siamo diventati un benchmark di riferimento molto famoso, proprio per questa caratteristica. E l'unico insegnamento che mi va di dare a tutti i ragazzi, lo dicono sempre: ragazzi, io sono diventato folle a 50 anni, voi non aspettate 50 anni, anche perché il mondo che avrete di fronte vi darà delle grandissime opportunità, però bisogna essere senza dogmi e bisogna avere il coraggio di osare. Anche Steve Jobs diceva questo discorso della follia poi per creare eccetera. Io ho parlato di matematica perché il nostro ospite è laureato in matematica, e dopo questa, oltre a essere un curioso un po' di tutto, mi sembra di aver capito che lei frequenti varie latitudini del sapere. Una vita in vacanza, e chissà che poi non abbia fatto un po' di vacanza dopo che ha lasciato Unes, non mi pare. Ma quindi questo qui era il seguito da una canzone un po' più melanconica, siamo passati alla versione più briosa. Mi sa che vacanza non ne ha fatta tantissima, perché è arrivata anche qui a Genova. Sì, no, devo dire la verità, quest'anno per la prima volta ho fatto 1 mese e mezzo di vacanza. Allora. Avevo annunciato che fondamentalmente mi ritiravo, avrei fatto il nonno, ma come al solito sapevo bene, mi hanno dato spesso del Pinocchio, perché poi alla fine ogni tanto non bisogna mai dire la verità, se la bugia è a fin di bene si può anche dire qualche bugia, ecco, l'importante è non prendere in giro la gente. Ho deciso nella seconda parte dopo 35 anni di mondo della grande distribuzione, anche per evitare il rischio del delirio di onnipotenza. Confesso che fondamentalmente essere riconosciuto impropriamente come un esperto di un certo mondo ti pone in una situazione magari di delirio di impotenza. Poi ho deciso di provare a mettermi dall'altra parte, e quindi ho accettato una sfida, che è quella di passare al mondo dell'industria in un ruolo diverso, che è quello però di accompagnatore. Quindi io vorrei mettere a disposizione la mia esperienza, e quindi ho trovato, per una serie di congiunzioni, un po' tramite l'amicizia con uno dei fondatori, con Marco Dodero, un'azienda di cui, ne avevamo sempre parlato, che è piccola da un punto di vista di fondazione, però sta crescendo un casino, che aveva tutte le caratteristiche dell'azienda che io cercavo di aiutare. Una piccola e media azienda italiana con grande potenziale, gestita da giovani, e il mio obiettivo è quello di aiutarla a farla diventare grande. Ecco, la Everton ha tutte queste caratteristiche, quindi è una sfida che ho accettato
molto molto volentieri. Quindi è già un'azienda interessante, nel senso che è genovese, è nel food e quindi in Liguria il PIL su questo settore pesa non poco, ha multinazionale tascabile potremmo dire, perché ha stabilimenti sia qui nella zona di Ovada, in Croazia se non erro, Assolutamente. India. Guarda, è in India, ma è il risultato dell'unione, diciamo, è secondo me la sintesi perfetta di come devono evolvere le aziende, nel senso che è un'azienda che ha un primo grande vantaggio, che i soci fondatori, attenzione, siamo già alla terza generazione di azienda, ma quelli della seconda generazione hanno lasciato le redini ai due giovani, e fondamentalmente il risultato, queste azioni qua, sia dell'India che della Croazia, sono il risultato fatto negli ultimi anni dell'ingresso dei giovani. Quindi partendo da una struttura storica, perché la Everton fondamentalmente è poi la vecchia Te Meraviglia, quindi cioè, nel 46-47, cioè io sono Piace al cresciuto- papà, alla mamma e alla figlia. Assolutamente. Cioè il tè in Italia, ma chi so beveva? Non si beveva nessuno, non so se rendi idea, no? Il nostro ospite Mario Gasbarrino è manager nel CDA di Everton e di Cortilia.it. Torniamo con lui a parlare tra poco di tutta questa sua esperienza. Torniamo a parlare anche qui su Babboleo News di società, finanza e di economia. Ehi, hai sentito della novità in Carugio? Sì, anche a Chiavari apre Officine Ottiche Italiane, la fabbrica di Genova Staglieno. Finalmente! Tutte le grandi firme, i prezzi imbattibili, la nuova collezione Campers. Gli unici occhiali interamente made in Genova, anche su tuo disegno. Non perdete le promozioni dedicate alla nuova apertura, solo a Chiavari, solo da Officine Ottiche Italiane. Officine Ottiche Italiane, nel Tiguglio a Lavagna, Raballo, Sestri Levante e ora anche a Chiavari, in via Martiri della Liberazione 64. Passaparola. Abbiamo protetto il territorio ligure. Una nuova protezione civile per una regione più sicura. Aperti e finanziati più di 200 cantieri contro il dissesto idrogeologico. Lo scolmatore del Bisagno, il più grande cantiere contro il rischio alluvioni. Regione Liguria, capaci di agire e di reagire. Babboleo News, cosa succede in Liguria? Da martedì sono 16 i casi confermati di coronavirus in Liguria. La buona notizia è che anche per i pazienti ospedalizzati le condizioni sono rimaste ampiamente sotto controllo. Non solo 15 casi su 16 sono riconducibili tutti alla stessa radice, vale a dire le comitive di turisti lombardi e piemontesi ospitati da 2 alberghi di Alassio. Il cluster principale resta questo, ha sottolineato il governatore Toti, mentre il caso registrato nello Spezzino per il momento è isolato e questo ci fa ben sperare. Tutti i test della cerchia di frequentazione del 54enne Spezzino nei giorni scorsi in visita a Codogno, infatti in piena zona rossa, sono risultati negativi. Comunque ci sono 584 persone in sorveglianza attiva nella regione. Entro questa sera tutti gli ospiti dei 2 alberghi di Alassio lasceranno le strutture. Il primo gruppo, composto da 12 persone, ha fatto rientro ieri sera in Lombardia, dove sarà in isolamento ma nelle proprie abitazioni. Oggi verrà spostato dall'hotel il gruppo di Castiglione d'Adda, che sarà in una struttura doc messa a disposizione dell'esercito in Liguria, mentre il gruppo di Asti andrà in un'altra struttura, sempre messa a disposizione dell'esercito ma in Piemonte. Rimarranno negli hotel solo i proprietari e il personale, ovvero 20 persone rispetto alle iniziali 146. Intanto i timori per il rischio di contagio, uniti alla sospensione dell'attività didattica, di manifestazioni pubbliche e di una serie di attività legate soprattutto al tempo libero, hanno già avuto effetti pesanti sul trasporto pubblico locale. Per esempio a Genova, secondo le stime di AMT, da lunedì scorso i passeggeri sono calati del 30% circa. Babboleo News, economia e finanza. Con me Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassinis, oggi anche con un ospite, Mario Gasbarrino, manager di Everton e di Cortilia.it. Abbiamo ripercorso con lui l'esperienza UNES, poi quella Everton. Direi, professore, ti faccio raccontare qualcosa anche su Cortilia.it che è molto interessante. Già ai tempi di UNES lei aveva predetto lo sviluppo del commercio elettronico e avevate già fatto accordi con Amazon. Credo che questa esperienza che sta avendo con Cortilia sia anche frutto di quelle visioni già dei tempi. Assolutamente. Poi, come dire, io quando ho deciso di lasciare il mondo della grande distribuzione e quindi sono andato in Everton, però nello stesso tempo è chiaro che non potevo abbandonare il mondo che mi ha caratterizzato tutta la mia vita professionale. Allora mi sono fatto una promessa, ho detto: voglio tenere un piede nel mondo della grande distribuzione, ma voglio tenere un piede nel mondo della grande distribuzione del futuro.
E quindi sulla base dell'esperienza, perché la UNES è stata la prima azienda in Europa a fare l'accordo con Prime Now e a portare la spesa gratis a casa, diciamo, dei milanesi, diciamo in 2 ore, ho scelto Cortilia, che è un'azienda che ho sempre ammirato, di cui conoscevo il CEO Marco Porcaro, e che io, come dire, prevedo adesso che secondo me è un'azienda piccola che però nei prossimi anni ne sentiremo parlare, l'ho già detto, perché ha le carte in regola per diventare la Whole Foods italiano e diciamo di fare una concorrenza a un certo livello anche ad Amazon. Non esagero in questo paragone. Vi volevo dare solo 2 dati per capire, perché il futuro del mondo sarà nell'online. Cioè, perché ho scelto questo? Perché in futuro dobbiamo rassegnarci a un'idea. In futuro ci sarà i negozi. Qualcuno una volta mi ha chiesto come saranno i negozi fisici nel futuro. Io ho detto molto semplice: ne saranno di meno, perché una parte di merce arriverà direttamente a casa. Il problema è capire quale sarà quella parte di merce, perché non è che tutto arriverà, e questo imporrà però ai negozi che rimarranno di trasformarsi, perché i negozi non spariranno, dovranno evolvere, dovranno diventare più specializzati, dovranno trattare più il fresco, dovranno essere omnichannel, nel senso che probabilmente puoi andare a fare la spesa, ma se stai malato ti arriva la spesa a casa, saranno più esperienziali, ma si stanno già cambiando. Se voi girate le città, quello che è già successo, la specializzazione per i ristoranti. Una volta esistevano i ristoranti con dei manuali, diciamo, che erano peggio dell'elenco telefonico. Sì. Oggi tu menù lungo. Esatto, oggi tu decidi già prima dove vuoi andare a mangiare. Se vuoi mangiare carne, i supermercati invece sono tutti uguali. Quindi non illudiamoci, perché la gente dice ma no, non è vero, perché quello contaminerà. E vi do solo 2 dati. Quindi l'online anche nell'alimentare, dopo che praticamente ha rottamato, diciamo, le banche, ha rottamato le agenzie di viaggio, rottamato in senso buono, nel senso che l'ha messa in difficoltà, non è che le ha rottamate, però se non hai una strategia vera di fare qualcosa. Vi do solo 2 dati. Cortilia l'anno scorso ha fatto di vendite il 38% in più. Quest'anno, nelle prime 7 settimane, stiamo facendo il più 50% in più. Il mondo dei consumi della grande distribuzione sta facendo 1. Ascoltate bene se avete una carriera lavorativa davanti e qualche anno per arrivare ancora a quota 100. Questo è importante. Esatto. Professore. Ma allora, certamente interessante. Dietro certe strategie poi ci sono anche tanti studi e analisi. Sentiamo vero. un intervento che ci racconta qualcosa sul neuromarketing. Abbiamo Luca Florentino, CEO e Strategic Planner di 8su9, su un convegno che c'è stato proprio recentemente a Milano. Le nostre decisioni sono spesso guidate dal nostro istinto e dalle nostre emozioni, che si attivano prima della razionalità e al di sotto della nostra consapevolezza. Il neuromarketing studia l'impatto che le attività di marketing e comunicazione hanno sulle persone, misurando direttamente le reazioni più istintive e quindi meno razionalmente controllabili del nostro cervello e più in generale del nostro organismo. Possiamo quindi misurare l'emozione, l'attenzione e l'interesse attivati ad esempio da un'immagine, uno spot, un packaging o un sito web, attraverso l'elettroencefalogramma o la misura del battito cardiaco o della sudorazione della pelle. Tutto questo ci serve per capire come le persone costruiscono le loro decisioni non solo razionalmente ma anche a livello non conscio. Perché voi pensate di decidere Allora, a parte che a proposito di neuromarketing potrei dire che mia moglie è un'esperta di neuromarketing, perché molte tutto mogli quello lo che sono. faccio poi io penso di deciderlo, ma Esatto. invece così non è. No, vediamo un'applicazione al tema della grande distribuzione, alla spesa nel supermercato. Il nostro non conscio influisce sul modo con cui visitiamo un negozio e facciamo la spesa. Le luci, i profumi, i colori indirizzano la nostra attenzione. Si calcola che su 30.000 prodotti mediamente esposti in un supermercato ne guardiamo davvero meno di 300. Tutti gli altri vengono automaticamente ignorati dal nostro cervello. Andare quindi a misurare il perché il nostro cervello deseleziona questi prodotti è cruciale, e attraverso il neuromarketing possiamo scoprire, ad esempio, quali punti del negozio sono più ingaggianti, quali prodotti vengono maggiormente notati o se un profumo influisce sullo stato emozionale del cliente e in quale misura. In questo modo possiamo creare esperienze di shopping migliori anche per i clienti. Allora, utilizzavate già in UNES queste tecniche? Ovviamente già avere qualche cosa di colorato, profumato, avere il reparto panetteria, sono tutte cose che fanno casa, famiglia probabilmente.
Guardi, l'U2, alla base del successo dell'U2, che tutti quanti si sono interrogati, non ci sta il fatto, secondo me, non è il fatto più importante il fatto che abbiamo tolto le promozioni, abbiamo abbassato i prezzi in cui faceva, ma ci sono invece alcune scelte che io le ho fatte in maniera abbastanza empiriche, ma che evidentemente si riconducono poi a dei meccanismi di neuromarketing. Gliene dico solo due. Il fatto di creare un ambiente bellissimo, con un ingresso dell'ortofrutta bellissimo e poi mettere dei prezzi bassissimi, crea, diciamo, un effetto shock del cliente che non può non accorgersi, perché le meraviglie, ma com'è possibile che questa roba così bella, quindi abbassa le barriere, le barriere, e quindi sicuramente questo, diciamo, genera una specie di impulso a comprare e favorisce, perché se tu non lavoravi su queste cose, specialmente le retail operation, per prezzi bassi sempre, non potevano passare, perché i differenziali sono poco, devi far vedere le grandi differenze. Un altro elemento di neuromarketing che nessuno, diciamo, come dire, che qualcuno ha capito, è che noi siamo stati gli unici che mettevano, se voi andate a fare la spesa, diciamo, negli U2, ancora lo vedete adesso, il prodotto di marca vicino al prodotto, diciamo, a marca privata nostro, mentre gli altri distributori mettono normalmente la marca privata ad altezza d'occhio. Noi invece avevamo fatto tutto il contrario. Però che cosa facevamo? Poiché il nostro prodotto era uguale, identico a quello di marca e costava la metà, aveva la stessa pezzatura, la stessa grafica, il cliente diceva, ma cosa vuoi? Il prodotto a 0,50 o il prodotto a €1? E quindi si scatenava, e la scelta poi la decide il cliente là dentro, ma tra 0,50 e €1, se sembrano quasi tale e quale, stesso la scelta prezzo, è fatta. Poi lo provi, il Certo. problema qual è? Che se tu l'hai provato e non è buono, non lo ricompri. Quindi il neuromarketing non ti risolve il problema nel lungo periodo. Se tu vendi un prodotto che non va bene, però sicuramente ti scatena, diciamo, quella facilità. Dopodiché, fondamentalmente, alla base dell'U2 c'è anche il fatto, una volta che tu ti fidi di uno, hai conquistato la sua fiducia, non la devi tradire. Però non devi tradire, perché certo. l'elemento fondamentale alla base della filosofia di avere prezzi bassi sempre, di non fare le promozioni, è non tradire mai la fiducia del cliente, ed essere trasparente. Vediamo l'altro passaggio. Per Zambon abbiamo ottimizzato uno spot televisivo che l'azienda aveva già realizzato e messo in onda da 2 anni. Abbiamo quindi misurato l'emozione e l'interesse non consci che lo spot generava su un gruppo di volontari e abbiamo individuato fotogramma per fotogramma i punti che generavano un'emozione negativa o che erano meno interessanti e più difficili da capire. Abbiamo quindi aiutato il cliente a modificarli e il risultato è stato quello di uno spot più gradevole ed efficace, che trasmette le stesse informazioni del vecchio spot, ma in modo più coinvolgente e più assimilabile per il nostro cervello. E al momento il trend delle vendite è in sensibile crescita. E lo spot è questo. Tosse secca? Puoi provare Secchi. Secchi a te, Secchi a me. Allevia il pizzicore, calma la tosse. Questa è naturalmente la versione, diciamo, come dire, l'audio di uno spot televisivo. La tosse ci mette in comunicazione anche in con un collegamento. altro tema, con il coronavirus. Ora, massima serietà, comunque tendiamo a rendere un po' più tranquilla la situazione, si stanno sistemando, ora si incrociano le dita, una influenza molto contagiosa ma non problematica in assoluto. Forse i danni che stiamo avendo sono superiori rispetto all'effettività della situazione. Perché poi fuori dall'Italia emerge quello che anche noi come italiani abbiamo condiviso, perché le foto dei supermercati presi d'assalto le abbiamo condivise noi. Tra l'altro stanno salendo le vendite nei supermercati. Ma io a proposito ho fatto un tweet in cui ho detto l'ultimo dei problemi che vi dovete porre, diciamo, è la mancanza di merce nei supermercati. Diciamo, con la crisi che i consumi ci sta adesso, noi abbiamo, cioè, tutti i supermercati hanno una quantità di merce per il doppio della popolazione italiana, tanto per dare idea. Quindi siamo coperti, tranquilli, non c'è stato nessun bombardamento di acquedotti, eccetera. Economia, società e finanza su Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Con me Fabrizio Valenza, con il professor Marco Cassinis, oggi anche con un ospite, Mario Gasbarrino, nel CDA e manager di Everton, di Cortiglia.it. Grazie per essere stato con noi, per le perle che ci ha regalato, è stato molto interessante ascoltarla. Alla prossima settimana. A presto, grazie. Grazie a voi.
Questa è una danza della pioggia di un capotribù indiano. In questo spazio dovevamo promuovere la nuova Volkswagen App con Lane Assist, navigazione Maps and More e Rear View Camera di serie, quella che puoi avere da 129 euro al mese, ma non c'è più bisogno, perché la stanno comprando già tutti. Quindi godetevi questo ritmo. TAN 399 TAG 6. Scoprila anche 100% elettrica. Info su Volkswagen.it. 3 verticale, fermenti lattici che combattono la diarrea. Finisce con S. Facile! Iovis! Con 300 miliardi di fermenti lattici, Iovis Bustine può combattere la diarrea. È un medicinale, leggere il foglio illustrativo. E con il nuovo integratore Iovis Flaconcini, miliardi di fermenti pronti per te. Iovis Flaconcini, una forza per il tuo intestino. Mamma, domani mi prepari il pranzo come fa la nonna? Dimmi di sì. Beh, allora, vellutata di zucche e carote, come piace a te. Sì. Le zuppe fresche Dimmi di sì sono genuine, buone e già pronte. Ce n'è una per ogni desiderio, anche il tuo. Sì! Babboleo News, cosa succede in Liguria? Buona giornata da Alessandra Rossi, 27 di febbraio. Che cosa succede in Liguria in questo giovedì? Dallo scorso martedì sono 16 i casi confermati di coronavirus in Liguria. La buona notizia è che anche i pazienti ospedalizzati sono in condizioni sotto controllo. Tra questi è compreso un caso di polmonite per cui è stato disposto il trasferimento ieri sera all'ospedale San Martino dall'ospedale di Albenga. Non solo, 15 casi su 16 sono riconducibili tutti alla stessa radice, vale a dire le comitive di turisti lombardi e piemontesi ospitati da 2 alberghi di Alassio. Il cluster principale resta questo, ha sottolineato il governatore Toti, mentre il caso registrato nello Spezzino per il momento è isolato e questo ci fa ben sperare. Tutti i test infatti sulla cerchia di frequentazioni del 54enne Spezzino nei giorni scorsi in visita a Codogno in piena zona rossa sono infatti risultati negativi. Restano comunque 584 persone in sorveglianza attiva nella regione. Entro questa sera tutti gli ospiti dei 2 alberghi di Alassio lasceranno le strutture. Abbiamo deciso di comune accordo con la Protezione Civile Nazionale di smontare l'assemblamento, ha detto l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone. Il primo gruppo, composto da 12 persone, è già rientrato in Lombardia ieri sera, dove verrà